Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131 all'indomani della sconfitta, dell'amara sconfitta del Cagliari contro il Lecce, seconda sconfitta consecutiva, un Cagliari che ieri fondamentalmente non ha mai giocato, c'è poco da girarci intorno, un Cagliari che è mancanza di fame, mancanza di grinta, un Lecce che nel suo ha meritato, ha sicuramente voluto vincere la partita, ha voluto comunque cercare di prendere 3 punti in Sardegna che non erano per niente semplici. Il Cagliari ieri è mancato completamente. Ieri io sono stato in conferenza stampa dove c'era comunque un Pisacane abbastanza deluso, perché comunque si è vista un po' la situazione legata a una partita che magari ti aspettavi in qualche maniera diversa. Ti aspettavi comunque un Cagliari all'arrembaggio, un Cagliari che magari voleva avere i 3 punti per consolidare la sua posizione in classifica, sono sempre 7 punti in più rispetto alla terzultima che è la Fiorentina, ma il dato è che comunque il Cagliari, dopo le belle 3 vittorie contro Fiorentina, Juventus e Verona, arriva da 2 sconfitte consecutive contro la Roma e diciamo che ci può anche stare, ma quella contro il Lecce ieri assolutamente no. Questa è una sconfitta dove il Cagliari dovrà sicuramente reagire, perché sabato arriverà la Lazio all'Unipol Domus e quindi ci sarà da rimboccarsi le maniche e comunque cercare di ritrovare comunque gioco, vittoria, insomma quello che non si è visto ieri. Buongiorno Fra, ben trovato. Frutta secca, buongiorno a tutti. Frutta secca, vado un po' anche di commenti. Allora. Salutiamo Nico, ben trovato. Ci sono tantissimi commenti, come era ovvio. Buongiorno, reputate che la retromarcia della squadra possa in qualche modo essere collegata alle dichiarazioni di Angelozzi? Penso No. proprio di no, assolutamente. Buongiorno signori 131, buongiorno a lei. Giovanni, buongiorno ragazzi e grazie per il servizio che ci offrite, perché Pisacane non ha provato a inserire Albarracin visto che Esposito non ne azzeccava una. E Perché non voleva togliere Esposito. Esatto, probabilmente sì. Abbiamo detto anche ieri, la scelta è stata chiara, una scelta di campo, non togliere Esposito. Così è. Anch'io ieri ho detto, secondo me per come stava giocando l'ultimo quarto d'ora si poteva tranquillamente fare a meno di lui. Però è così, c'è poco da fare, secondo me. Marco dice: buongiorno, la costruzione di una squadra in tutti i sensi passa anche dalla costruzione, anche della mentalità. Ma io ieri ho visto innanzitutto un Pisacane abbastanza deluso. Ecco, raccontaci un po' di Pisacane in sala Sì, stampa, perché c'eri solo tu. sì. Allora, non c'è innanzitutto pochissimi colleghi, forse anche l'orario, il tempo, però comunque anche alla domanda che gli ho fatto io, nel senso che non ci si aspettava comunque una parità del genere da parte del Cagliari, una parità così importante,
Gli ho chiesto anche, ma è successo qualcosa? Perché il Cagliari ha avuto questa involuzione nelle ultime due partite? Ok, contro la Roma, perché comunque la Roma ha altri obiettivi, ma in uno scontro diretto come il Lecce, tra le due squadre il Lecce ha dimostrato di avere più voglia di vincerla. Il Cagliari non ha mai dato la sensazione di poter segnare o di poterla ribaltare. Questa è stata una mia sensazione personale. Lui ha detto, la dovrò rivedere meglio la partita, però sicuramente il Cagliari è stato frenetico e impreciso. Ecco, sul frenetico e impreciso io non ho visto questa frenesia, ti dico la verità. Io ho visto l'opposto della frenesia, ho visto immobilismo, ho visto delle belle statuine perché sul primo gol ha saltato solo Gandelman e sul secondo gol palla che aveva praticamente il Cagliari, a quel punto buttala, non rimanere lì a cincischiare. Poi c'è stato l'errore di Caprile, ripeto, sul discorso di Caprile ci sta che certi errori comunque diventano anche letali, perché ricordiamo anche il 3-3 contro il Genoa, ma quello che io non capisco è come sia stata impostata la gara, cioè lanci lunghi non c'era chiaro, ma questo si sapeva, non c'era un play. Non c'era qualcuno che metteva palla a terra e cercava di impostare. Una volta che blocchi comunque Palestra, non c'è stato un piano B. Tu hai bloccato Palestra e il Cagliari non ha giocato. Secondo me ieri è stata la peggior partita del Cagliari in questo campionato. Non so tu come la pensi, Fra. Beh, io resto sulla mia idea di ieri notte. A caldo, anche oggi a freddo è uguale, nel senso che ieri è mancato un giocatore in grado di mettere ordine. E lo schema era semplice: recupero palla, lancio lungo, torre di Pavoletti, spizzata per Palestra e Idrissi dall'altra parte, pronti a mettere il cross poi per fare gol. Vento, Lecce molto accorto e compatto, imprecisione e anche pochezza tecnica dei due centrocampisti, ma non è che l'abbiamo scoperto ieri sera questo. Infatti. E hanno tutte portato, sono tutti aspetti che poi hanno portato a questa prestazione totalmente negativa. Io l'ho detto ieri, lo confermo oggi. Per me ieri a sto punto doveva giocare Liteta, doveva entrare prima, anche a metà primo tempo, per dire, cioè, non mi interessa, cioè, serviva un giocatore in grado di mettere ordine, visto che manca Gaetano e mancherà, come abbiamo detto ieri, l'ho confermato Pisacane, per almeno 3 settimane, ed è un problema, ovviamente, e quindi è il solito discorso, cioè se sul mercato è stato detto non abbiamo preso un altro centrocampista perché se non gioca Gaetano ci sono Mazzitelli e Litetta, allora è il momento di farli giocare. Siccome ieri Mazzitelli mi è sembrato evidente il suo calo atletico, allora devi fare giocare il ragazzino, che poi il ragazzino non è perché ha 20 anni, non stiamo parlando di un sedicenne, ricordiamoci anche questa cosa, Esatto. soprattutto perché Pisacane è un allenatore che è stato preso per far giocare i giovani. Litetta lo conosce bene, è quel tipo di giocatore. Leggevo qualche commento anche ieri: Litetta non è in grado di, cioè, sbaglia partita in primavera, cosa lo volete vedere in prima squadra? Benissimo, e allora c'è un problema. Questo è un po' il discorso. Io sinceramente non sono così negativo su Litetta, penso che sia un giocatore assolutamente in grado di poter giocare anche con i grandi. Non stiamo parlando probabilmente di Modric, e non lo sarà mai, verosimilmente, ma neanche di Aresu o di Leonardo. Insomma, non so come sia Nicola Muscas come play. Facciamolo entrare, no? Insomma, mi sembra più un esterno frizzantino il nostro Nicola. Questo vedi, è l'equivoco in cui cadono tutti, che mi vedono più o meno longilineo e mi mettono una letta, come diceva quello. Quinto a tutta fascia, ed è una roba che non va bene. Invece tu sei il marcatore arcigno. Si scopre Lui è un quello. tutto campo, corre per tre. Sono a disposizione, ragazzi. Esatto. Dove c'è bisogno. Buongiorno Nico, come stai? Beh, insomma, bene, perché la vita è fatta di un sacco di cose. Oggi c'è il sole dopo 70 giorni di pioggia, ma è un gran vento anche. Esatto. Ma ieri non faccio sera, mancare diciamo, nulla, però c'è la bora, quindi Esatto. abbiamo fatto un'oretta e mezzo così ieri sera, dai, ma ero in buona compagnia, ecco. Ecco, almeno questo. Vai Luca.
Io stavo eri allo proprio stadio, discutendo peraltro, sul quindi. discorso. Ieri posso dire, allora, all'inizio grande, grande calore del pubblico che ha cantato, ha sostenuto la squadra, però alla fine inevitabilmente ci sono stati i fischi. I fischi da parte di una squadra che comunque ti aspettavi qualcosa di diverso, Nico, nel senso che ok, lo stop contro la Roma, ok, si riparte, scontro diretto contro il Lecce, sapendo un po' anche tutti i risultati delle squadre che lottano per la salvezza, quindi l'impressione è quasi che il Cagliari sia entrato in campo, ok, facciamo un pareggio 0-0, ci prendiamo questo punto, teniamo a distanza il Lecce e vediamo un po' come va la prossima. Questa è stata la mia idea, perché un Cagliari così, è vero, mancavano dei giocatori, ma non deve essere un alibi, l'ha detto lo stesso Pisacane. Allora, nel momento in cui non ci sono alibi, il motivo per cui il Cagliari ha fatto questo tipo di partita non ha nemmeno saputo reagire, perché c'era anche il tempo e le occasioni per poterla ribaltare, pareggiare o comunque avere una reazione. Io ieri non ho mai visto una reazione, poi magari l'ho vista male io dallo stadio. Vorrei sapere anche la tua idea, Nico. A me sembra che quest'anno il Cagliari stia trovando piano piano delle nuove certezze che poi hanno portato la squadra a metà febbraio ad avere una classifica al netto di queste ultime due sconfitte abbastanza inaspettata, diciamo la verità, rispetto alle mille incognite con cui la stagione è cominciata. Ecco, nel costruire queste certezze si è persa forse un po', rispetto alle cose che dicevi, Luca, quel tantino di locura che invece ha caratterizzato la squadra negli ultimi anni, diciamo da Bari in poi, cioè quella capacità nei momenti di grande difficoltà di accendere qualcosa, di trovare un fuoco dentro che ti porta appunto a ribaltare una finale playoff, a ribaltare il Frosinone allora di Di Francesco da 0-3 a 4-3, di rimettere in carreggiata delle partite che sembravano perse. Quest'anno forse l'abbiamo fatto solo a Cremona, poche settimane fa, sembrava un altro campionato. O anche Ieri Verona, girone di andata. anche Verona, giusto, giusto, giusto. Ieri questa cosa non si è vista mai, per tante ragioni, alcune delle quali stavate analizzandole voi prima che ci collegassimo. Evidentemente la formazione di ieri non è piaciuta a nessuno, l'equilibrio che Pisacane cercava non è stato trovato, questo lo possiamo dire. La squadra ieri aveva troppa poca qualità per inventarsi una reazione. Probabilmente aspettare il Lecce con una difesa a 5 così abbottonata in una partita in casa, attraverso la quale potresti dare la spallata al campionato, non si è rivelata la migliore delle idee. Dopodiché, ragazzi, dopo il 3-0 di Genova, questa sembrava una squadra destinata a soffrire e a patire per i lunghi mesi che l'avrebbero separata dalla fine del campionato, e sono arrivate tre vittorie incredibili. È una stagione di passaggio, di transizione, di ricerca di nuovi equilibri. Forse gli esperimenti sono troppi, forse anche gli infortuni e la sfortuna quest'anno sono tanti, e trovare la quadra a cadenza mensile anche per un allenatore esordiente magari non è così semplice come immaginiamo noi. Giusto per completare, rispetto alla partita col Genoa, che è stata una brutta sconfitta, però lì il Cagliari aveva giocato. Comunque aveva fatto un gran primo tempo e il 3-0, l'aveva detto anche De Rossi, era eccessivo. Ieri il 2-0 per me non è stato eccessivo. Cioè, questa è, secondo me, la differenza rispetto alla sconfitta di Genova. Poi, magari, questo è un altro, diciamo, shock e contro la Lazio il Cagliari fa la giusta partita e magari porta i 3 punti. Fra. Guarda, sto guardando un po' di numeri, un po' di dati della partita di ieri e si conferma una certa difficoltà da parte del Cagliari sia in fase offensiva e soprattutto poi anche nella gestione del pallone. Sto guardando i dati dei singoli, il dato delle palle perse di Esposito ieri è abbastanza clamoroso, nel senso che sappiamo Esposito è il giocatore che perde più palloni in assoluto nel Cagliari, lo diciamo ogni vigilia e quindi chi ci segue lo sa. Ieri 32 palloni persi, a memoria è il dato peggiore di questo campionato.
palloni, non essendoci Gaetano, però ecco, 32 palloni persi in una sola partita da un singolo giocatore sono sicuramente per me un dato allarmante, così come i 12 passaggi negativi che sto leggendo, così come le 16 palle perse da Sulemana, le 20 palle perse da Idrissi, le 13 palle perse da dopo. Insomma, ieri questo secondo me è il dato che sintetizza meglio la partita del Cagliari. È stata una partita senza testa, fatta solo di corsa, fatta di frenesia, appunto come ha detto Pisacane. E anche in questo l'analisi mi sembra abbastanza lucida nel post partita. Si è preso le colpe della sconfitta e lo fa sempre. Ha sottolineato il fatto di questa frenesia che non porta mai bene, soprattutto a una squadra come il Cagliari. E poi io ieri ho visto dei palloni persi in un modo criminale, cioè quella palla sbagliata da Esposito in uscita dall'area di rigore che poi Sottil manda fuori da centro area a metà primo tempo, se non ricordo Sì, male. metà primo tempo, esatto. Quello lo fai settimana scorsa all'Olimpico, vai sotto immediatamente e poi ti voglio vedere rimetterla in piedi già da metà primo tempo. Ieri la verità, lo dico, la mia verità ovviamente, non la verità generale assoluta, la mia verità è che il Cagliari ha giocato senza testa in tutto, in fase di impostazione e anche in fase difensiva, perché ha regalato 2 gol, mi verrebbe un termine forte ma non voglio dire indecente, quindi 2 gol indecenti, perché era peggio il termine precedente, lo dico, osceni, dai, diciamolo, tanto siamo tra amici, quindi 2 gol osceni e hai perso una partita contro una squadra che è venuta qui a fare il compitino, che ti ha limitato, ha giocato sui tuoi limiti e tu non sei stato in grado di saper fare meglio rispetto a quello che è stata una preparazione sbagliata, evidentemente sbagliata, dovuta anche a delle assenze e tutto. Però ecco, ieri secondo me anche con Borrelli, con Kilixoy dall'inizio, mettete chi volete in campo, se la preparazione della partita è stata questa non sarebbe cambiato granché con diversi interpreti in campo, per cui confermo anche appunto quello che ho detto ieri a caldo. Non è per me è sbagliato prendersela anche coi singoli, cioè prima ho evidenziato il dato delle palle perse di Esposito, ok? Non è per andare contro il giocatore, però è chiaro che la sua collocazione tattica la migliore va ancora trovata, e soprattutto è un giocatore che in alcuni momenti della partita spegne la luce. Ecco, ieri, mentre le altre volte magari quando Esposito spegneva la luce c'era Gaetano, c'era un altro in grado di prendersi, no, anche Mazzitelli, cioè il Cagliari è passato da un centrocampo di grande ragionamento con Gaetano play, Mazzitelli mezzala e a dopo l'altra mezzala di fatica, a un centrocampo a 2 con 2 faticatori. Cioè, capite che è completamente diverso il discorso, cioè è come se andate in un ristorante vegano, avete sempre mangiato vegano, prenotate per mangiare vegano, arriva il menù, costata la fiorentina, T-bone e quant'altro. Dici, ma scusa, c'è qualcosa che non mi torna, no? Ecco. È un esempio un po' forte, però il discorso è quello. Cioè, era completamente diversa proprio l'impostazione tattica e tecnica soprattutto della partita. Quindi no, Francesco, insomma, diciamo che ha toccato tutti i temi della partita di ieri e del momento del Cagliari. Quando Pisacane alla vigilia di questa partita dice col venir meno di Gaetano avrò l'opportunità di cambiare sistema di gioco, lo dice qua, no? Molto propositiva come affermazione, nel senso non lasciamoci abbattere dal fatto che stiamo perdendo una pedina importante, ma allo stesso tempo possiamo inventarci qualche cosa di nuovo. Qualche cosa di nuovo non ha funzionato, perché lo diceva Francesco, un centrocampo solo muscolare,
dopo un mese di buoni risultati con un centrocampo di grande fosforo e di buon piede e di grande equilibrio, perché Mazzitelli, Gaetano e Adopo sembrano perfettamente complementari per caratteristiche, no? Con la qualità di Gaetano, che si è riscoperto anche lì nel cuore del campo essere in realtà anche un lottatore, con Mazzitelli che sa fare un po' tutto, che sa fare bene un po' tutto, e con Adopo che garantisce copertura, corsa, inserimenti, ritrovarsi invece con due uomini di corsa e basta, un po' sperduti e un po' over responsabilizzati per dover diventare improvvisamente delle fonti di gioco, è chiaro che diventa un problema. Quindi l'impostazione della partita mette nei guai un po' tutto il sistema, secondo me, proprio con quel tipo di scelta lì. Dopodiché ieri, secondo me, il Cagliari immaginava un po', al netto di tutte le rivoluzioni tattiche e di singoli, di fare la stessa partita casalinga che ha fatto col Verona. Non so se vi ricordate i mugugni dei primi 20 Sì, minuti, insomma, sì, finché il sì, Cagliari sì. non la sblocca, lo stadio dopo le due vittorie contro Juventus e Fiorentina diceva: oh, noi siamo il Cagliari, siamo quelli che hanno vinto due partite, possiamo aspettare l'ultima in classifica. E invece la partita era perfettamente preparata proprio per agire di rimessa anche contro una squadra in difficoltà e con molti limiti come il Verona. Ieri, secondo me, l'idea era più o meno la stessa. Il problema è che mancava la qualità poi per andare a colpire. Cagliari ieri ha provato sino a praticamente il 90° minuto a trovare quella soluzione di imbucata con il lancio lungo a tagliare per Palestra. Non è riuscito una volta quel tentativo, un po' Soprattutto perché zero tiri in porta. Zero zero tiri tiri in in porta. porta, sì, sì, ma una delle soluzioni tattiche più ricercata, forse l'unica, e anche L'unica. vagamente disperata, era cercare quell'imbucata per la corsa di Palestra, e non ci sono riusciti una volta, ma letteralmente non ci sono riusciti una volta. Quindi eh, i temi che ha messo Francesco sono tutti lì, sono tutti veri. Il Cagliari non è mai entrato in partita con la testa dal primo minuto, e le prestazioni deludenti dei singoli sono figlie di questo fatto, di un approccio sbagliato che non è mai, che non si è mai risolto nel corso dei 90 minuti. E anche su Esposito è interessante quello che diceva Fra, perché tutti secondo me vorrebbero vederlo un pochino più vicino alla porta, e lui, non so, forse un po' per caratteristiche, forse un po' per disposizioni tattiche, invece lo vediamo spesso a ridosso dell'area di rigore del Cagliari a proporsi a ricevere palla e a fare delle corse interminabili, che poi logicamente tolgono lucidità quando un attaccante ne ha bisogno negli ultimi 20-30 metri. Quindi davvero un po' i temi che toccava Fra sono quelli non solo relativi a questa partita, ma relativi alla stagione del Cagliari in generale, ecco. Sì, soprattutto perché poi in una partita come questa vengono fuori tutti, cioè emergono tutti in maniera abbastanza prepotente. Io ieri credo, ribadisco, che l'errore principale sia stato quello di perdere. Può sembrare un'ovvietà, però ieri era uno 0-0. Sì, sì, anche Cagliari. perché il Lecce non è venuto qui a fare la partita della vita dicendo mi salvo a Esatto, Infatti, Cagliari. certo, No, non è esatto. successo esatto, questo. Non è esatto. E successo poi questo. Però soprattutto... posso dire per vai. chiudere sui singoli che quando Caprile, e succede raramente, ma qualche volta succede, quando Caprile sbaglia la partita, il Cagliari perde. Non è che non vince o pareggia così così. Il Cagliari finisce nei guai. Che questo è un altro dato che completa la lettura di una serata no a 360 gradi. Bastava un'uscita delle sue su quel calcio d'angolo, è una parata che generalmente fa in ciabatte sul secondo gol. E il Lecce, che ieri non ci ha bombardato di tiro in porta, sarebbe tornato a casa con uno 0-0 probabilmente. Sì, io credo che questo sia poi anche un bilanciamento un po' di quello che è stato anche Caprile fin qui, perché Caprile ha regalato tanti, sicuramente ha fatto fare più punti al Cagliari di quanto gli abbia Certo, tolto poi certo. nelle due partite che ha sbagliato veramente, ecco, diciamo così, al netto del fatto che poi insomma, è un giocatore assolutamente super fortissimo, proprio uso questo superlativo che non esiste, Sì, sì. proprio per dimostrare anche lo stacco che c'è tra lui e alcuni dei suoi compagni, non me ne vorranno. Però è chiaro che, ripeto, ieri era una partita che non dovevi perdere, soprattutto perché tu hai fatto quelle 3 vittorie
al di là delle 3 vittorie, sono 3 vittorie in cui hai preso un gol soltanto. A Firenze avevi dimostrato di saper reggere anche l'urto della pressione apportata da squadre come la Juve, come la stessa Fiorentina. Contro il peggior attacco della Serie A, sinceramente, ti sei fatto fregare come un pollo, perché poi il discorso è questo, perché il primo gol è un gol da polli, il secondo gol è un gol da galline, se vogliamo, cioè veramente è qualcosa di imbarazzante per come è stato preso. Però ripeto, ieri l'errore grosso, secondo me, che ovviamente a posteriori è facile riconoscere, però che erano gli stessi dubbi della vigilia, rinunciare a un giocatore in più a centrocampo, un giocatore che comunque un minimo pulisse i palloni. Questo secondo me è l'errore più grande che è stato fatto ieri da Pisacane, perché per il resto, ve l'ho già detto, se fosse stato Borrelli al posto di Pavoletti non sarebbe cambiato nulla, se fosse stato Kilixoi nel primo tempo a giocare in quel modo non serviva a niente, lo avresti perso dall'inizio, nel senso che probabilmente lo avresti sfiancato in corse inutili a rincorrere un pallone che non è mai arrivato, perché anche a Pavoletti quanti palloni sono stati dati durante la partita? Uno? Posso fare l'avvocato del 2. diavolo, Fra? Io sono Vai. posto che sono d'accordo con te, però qualcuno potrebbe dire quando è entrato Mazzitelli a pulire i palloni, poi abbiamo preso 2 gol. Vero? Va detto anche che ha giocato comunque mezzala Mazzitelli, perché ha giocato comunque decentrato, non era nella zona centrale del campo, e infatti per quello che io continuo a dire doveva giocare Liteta, perché a parte che tanto non avrai comunque la controprova del fatto che con Liteta in campo avresti perso 6-0, perché secondo me non avresti perso 6-0. E poi soprattutto ne faccio un discorso proprio di metodo, perché io ho detto, io al mercato del Cagliari ho dato 6, anzi 6 più, forse 6 più. Quello di gennaio? Quello di gennaio, perché era una media tra il voto dal punto di vista finanziario e il voto dal punto di vista tecnico. La cessione di Luperto e quelle di Prati e Luvumbo sono state ottime dal punto di vista contabile, ma sicuramente hanno impoverito a livello tecnico la squadra. Io ieri l'ho detto e lo ripeto oggi, anche con Luperto non sarebbe cambiato nulla, quindi tutte le persone che continuano a dire ma con Luperto, ma hai venduto Luperto, Luperto. No, il problema non è la perché ieri, è la prima frase che questa ha fatto partita Pisacane, l'avresti persa anche con Luperto e Mina, a prescindere, perché sono due errori stupidi, sono due errori stupidi quelli, non sono due errori di metodo, di non è singolo, reparto, è errore corale, errori tattici, ok? Sono due errori del singolo, due papere clamorose, ok? La prima e la seconda. Chiusa parentesi su Luperto. Il problema è stato a centrocampo. E se è stato detto a centrocampo non è stato preso nessuno, perché tanto c'è Gaetano, se non gioca Gaetano ci sono Mazzitelli e Liteta, eventualmente può anche giocare De Iola, non mi ricordo se ha detto Angelozzi o Pisacane in conferenza stampa questo, e quindi vabbè, non c'è Gaetano, quindi tu ti aspetti che giochi qualcuno di questi. Ora, De Iola l'hai perso per una ricaduta, vabbè, e quindi per un altro mesetto quasi ci devi rinunciare, e va bene. Allora fai giocare gli altri. Mazzitelli abbiamo visto che non era in condizione, bene, metti Liteta. Quale migliore partita di ieri per far giocare Liteta? Perché lo fai giocare adesso, magari sarai costretto a farlo giocare contro la Lazio sabato. Con quale tipo di pressione? Che pressione potrebbe avere il ragazzo sabato? Cioè, è per questo che io torno a dire, non capisco, però siccome poi Pisacane conosce bene i suoi giocatori, li vede ogni giorno, li allena e noi non sappiamo niente, noi possiamo soltanto provare a capire quelle che sono le scelte e dare il nostro parere, poi ovviamente non decidiamo noi, quindi questo mi pare abbastanza evidente. Però continuare a dire la difesa è Luperto e tutto, ragazzi, basta. Esatto, Cioè, non ha senso. Non è quello. Non serve. Però la cosa che fa ridere è che ieri ho letto da parte di chi fino a 2 settimane fa
avrebbe visto Prati crocifisso in Viale Marconi, così, con la gente che andava sotto a lanciargli l'aceto, le fialette con l'aceto e il sale, a dire ma quando c'era Prati, ma quando c'era Luvumbo, ho capito, gente che Luvumbo lo stesso l'avrebbe voluto sotterrare. Ecco, questo mi fa sinceramente un po' sorridere, perché chiaramente poi è vero che una brutta sconfitta fa pensare tutto e fa dire di tutto, però insomma non credo che sia quello il problema grosso. Sì, così. Brutto stop ieri, insomma, c'è poco da fare. Comunque, ti dicevo prima, è Pisacane che l'ha detto, Purtroppo nel mercato abbiamo perso un difensore che era importante per la squadra, piribim porobom porobom. Sì, e che ci ha permesso di fare quella striscia di risultati. A me è un po' sorpreso un'affermazione del genere per varie ragioni. Primo perché non è stato un rapporto serenissimo, soprattutto in autunno, tra Pisacane e Luperto. Poi ieri E secondo ribadisco, perché, come la dire, difesa ha giocato anche bene, quindi cioè. sì. No, Zappa poi e sembra Oberti anche, migliori. no, Pisacane Mina ha sbagliato sempre quello. molto orientato, sembra sempre molto orientato a... Che bella Eugenia Caldaro con i baffetti, Luca Di Leonardo. Bella. Sei diventato psicologo dello sport anche tu. Hai visto? Nel frattempo, salutiamo la mitica Eugenia. Grande. Sì, ha fatto strano comunque, praticamente l'esordio della conferenza stampa con quel tema da parte di Pisacane che ha sempre detto, compreso ieri, di non voler cercare alibi. È stato strano, ecco, che facesse quel discorso lì. Vabbè, poi a caldo può succedere sempre un po' di tutto. Ci sta, Sì. ci sta. Era comunque estremamente deluso, perché ieri probabilmente non l'ho mai visto così. Ma ci sta, perché comunque è ovvio che era completamente inaspettata questa vittoria del Lecce 2-0. Però, non hai saputo riequilibrare il tutto, rimetterla a posto. Io mi Questo aspettavo è qualche probabilmente la cambio già pecca. all'intervallo, per esempio. Mi ha abbastanza sorpreso vedere la stessa squadra che ha chiuso il primo tempo ripresentarsi identica al calcio di inizio della ripresa. Non so voi se... Vabbè, Francesco evidentemente si aspettava una rivoluzione nel cuore No, del ma campo, ma forse più un che po' tutti. rivoluzione, un giocatore in più. Un giocatore in più. Cioè, o Mazzitelli o Liteta da subito davanti alla difesa. Io ripeto, io ieri avrei messo Liteta, perché comunque è un giocatore che dall'inizio dell'anno di fatto è organico alla prima squadra, è un giocatore che conosce bene Pisacane, che conosce bene quello che vuole Pisacane. Evidentemente ieri non se l'è sentita magari stava anche male, intendiamoci, cioè, poi noi non abbiamo accesso a queste informazioni, quindi poi diventa anche complicato dare dei giudizi precisi e netti, però è chiaro che ieri che mancasse un giocatore di organizzazione in mezzo al campo credo che sia stato sotto gli occhi di tutti. E se Liteta lo hai tenuto per fare il backup del play, e quindi di Gaetano o di Mazzitelli, che ricordiamo Mazzitelli è arrivato per fare il vice Prati, lo dicevo ieri, Sì. non ha mai giocato praticamente in quella posizione, è tornato centrale nel gioco del Cagliari, è diventato centrale nel gioco del Cagliari quando Pisacane lo ha messo mezzala, ma mezzala per le assenze di tutti gli altri, se ci pensate, perché lui l'ha messo mezzala quando si è infortunato De Jola, quando si è infortunato Foloruncio Certo. e quant'altro. Quindi Beh, se anche ci pensi lì, anche Chilixoy a un certo punto è diventato titolare perché non c'era più nessuno. Per l'influenza di Pavoletti quando mancavano Borrelli, Belotti, eccetera, eccetera. Quindi un po' il caso governa il calcio da sempre. Io ieri a un certo punto mi aspettavo, anche se non altro, no, in assenza di un po' di giocatori chiave, che si ripartisse dalle basi quando nel calcio finisci nei guai, no? Metti in 4-4-2, abbottonatissimo, le linee compatte e diventa... è vero che per caratteristiche ti manca un play, ok, però almeno ti permette, no, di coprire tutte le zone del campo senza andare troppo in difficoltà e ugualmente di ripartire senza dover inventare troppe soluzioni per le quali magari ci vorrebbe un piede più educato. Quando è uscita la formazione ieri sinceramente mi aspettavo una sorta di 4-4-2 con Idrissi un po' più alto e Palestra ugualmente, no, sulla linea del centrocampo e Esposito al limite a fare raccordo con Chilixoy, insomma una cosa che consentisse
una copertura del campo forse un po' più ordinata, ecco, senza troppi svolazzi di fantasia. Invece no, sono rimasti presi in mezzo al campo a dopo e sulle mani, e da lì il Cagliari poi non è riuscito più a trovare qualche buona idea. Ecco, forse sarebbe dovuto essere Esposito quello ad accendere un po' la luce, ma anche lui, come tanti, è incappato nella peggior serata di quest'anno. Assolutamente. Bene, Nick. Bene, Nico, bene. grazie. Grazie Dai, a te. riprendiamo, ci sembra un 30°, Sì, risorgente. l'ha detto Claudio Ranieri. Era con striscia. No. Allora, bisogna essere onesti. Io dico sempre questo, cioè noi abbiamo un grande vantaggio che possiamo analizzare senza avere, come dire, dover difendere necessariamente un'idea, una convinzione o quant'altro. Quindi quando le cose vanno bene si dice che le cose vanno bene, si analizzano perché. Si analizza il perché le cose vadano bene, quando le cose vanno male si analizza il perché le cose vanno male, molto semplicemente, senza dire Pisacane è un genio, Pisacane è uno scemo, perché anche questa polarizzazione sinceramente che c'è oramai sui social, se quando il Cagliari vince con una grande prestazione in cui c'è una grande mano dell'allenatore, no, però cioè, si va sempre a cercare, no? Comunque l'errorino, la cosa sbagliata per poter cercare di sminuire i meriti di una persona, e dall'altra parte si gode quando il Cagliari perde ed è colpa magari appunto in questo caso dell'allenatore. Questa cosa a me fa sinceramente ribrezzo, e quindi non mi voglio piegare a questo tipo di analisi, insomma, lo dico anche così anche a tutti coloro che commentano, che spesso provocano, ogni tanto ci cado nella provocazione, ma lo fioretto, poi la cardiologa non vuole che arrabbi, quindi esatto. Fai da bravo. Nico, grazie. Grazie a voi, un abbraccio, alla prossima. È sempre bello seguirvi. Grazie. Ciao Nico. Ciao. Tac. Ed eccolo qua, guarda, ha fatto già il movimento in avanti, tipo uno si alza, no? Pronto, sa che è il suo momento, e quindi è arrivato quel momento tanto atteso. Buongiorno. Atteso. Come sta? Lei? Come sta? Bene. Seduti e in attesa di ascoltarti. Questa mestizia invece non c'è bisogno di essere mesti in realtà, perché ci troviamo secondo me di fronte a un chiaro e clamoroso caso, ma ci aiuteranno i psicologi dello sport, di nichefobia. Questa è la classica nichefobia. Analizziamo come il Cagliari è arrivato a questa partita, ed è arrivato con grandi aspettative, soprattutto da parte dei tifosi, ed è arrivato con due macro possibilità. La prima, quella di prendere il volo, quindi di attaccare seriamente una zona della classifica che non ci appartiene più da tanto tempo. La seconda era quella di ridimensionare quanto fatto e rimettere il Cagliari nel posto in cui tutto sommato si sente comodo. Perché questa provocazione? Perché la nichefobia ci dice proprio, cioè è proprio quella paura di vincere, è un fenomeno psicologico che è quella paura di vincere che ti porta, diciamo, a preferire la zona di comfort, anche se più dolorosa, ma che non consente intorno a te di creare delle aspettative che tu presumibilmente potresti non essere in grado di attendere. Quindi credo che nel percorso di una squadra che ha questa età media e di un allenatore che ha questa brevissima esperienza nei campionati professionistici, direi che questo è il classico tentativo di autosabotaggio. Ovviamente in questi casi non c'è niente di psicologicamente consapevole, ma la paura di volare troppo in alto e quindi di potersi far male cadendo, ricordiamoci la caduta rovinosa
del Cagliari di Maran, quanto che strascico lasciò, secondo me, salvata dal Covid. Nel senso, la memoria di quel campionato è stata salvata dal fatto che poi a un certo punto la gente ha cominciato a pensare ad altro. Ma se noi ripercorriamo rifacciamo quel percorso, ci rendiamo conto di quanto può essere rovinoso un inciampo fatto a 200 metri di altezza piuttosto che a 2 metri, dove se tutto sommato se cadi magari ti giri una caviglia, ma sopravvivi. Io credo che questo Cagliari abbia anche naturalmente, anche diciamo biologicamente, abbia avuto una paura di vincere questa partita proprio per non andare a mettersi in una posizione in cui comunque questa squadra non è abituata a stare, quindi tutto sommato a trovarsi scomodo. Forse siamo più comodi a questi 4, 5, 6 punti, adesso non so quanti sono, non mi ricordo quanti sono, dalla zona retrocessione, piuttosto che essere a 2 punti dal 10° posto o dall'8° addirittura. Insomma, credo che ci sia un percorso da fare da questo punto di vista, e la partita di ieri è proprio una bandierina messa in questo percorso che aiuterà tutti quanti a crescere. E io credo che il simbolo di questo approccio psicologico del Cagliari sia proprio Esposito. Ricordiamoci che Esposito sta vivendo una stagione di enorme pressione, non per quello che sta facendo lui, ma per quello che sta facendo il fratello. Ricordiamoci, e siamo, diciamo, comprensivi con chi deve elaborare un tipo di competizione che è quella fra fratelli, che sta vedendo quello che doveva essere il fenomeno della famiglia accontentarsi di essere il secondo fenomeno, perché il più piccolo sta diventando il forte della situazione. Guardate ragazzi che psicologicamente questa è una lotta fortissima. Non mi ricordo se era Kafka o Kant, comunque qualcuno dei grandi filosofi tedeschi diceva una frase bellissima: più che nemici, eravamo fratelli. Eravamo più che nemici, eravamo fratelli. Ricordiamoci che è da Caino e Abele, cioè da quella leggenda, da quella storia, che nasce quanto è difficile essere fratelli in un contesto competitivo. Quando noi valutiamo, non si può non valutare. Io, poi figurati, potrebbero essere i miei figli, tutti e due, quindi quando io devo valutare Sebastiano Esposito, penso sempre che lui ogni domenica vede Pio Esposito che segna un gol decisivo contro la Juve e deve misurarsi il giorno dopo con quello. Non coscientemente, io sono sicuro che Sebastiano Esposito è felicissimo dei successi del fratello, ma in fondo c'è un meccanismo competitivo che lo porta a essere più teso, ad avere paura di fare determinati, ad essere contratto nell'esprimere totalmente se stesso. Lui è un simbolo di questo Cagliari che deve crescere, che deve maturare. Non è un caso. La partita di ieri non mi ha stupito, perché quando tu inizi una partita in quel modo e non sei in grado, perché non hai ancora la forza, la capacità, la maturità, la solidità emotiva di dimenticare l'errore precedente, che ricordovi è una delle tecniche fondamentali nella psicologia dello sport. Anche qui il tennis lo insegna moltissimo. Il tennis ci insegna che il grande tennista è quello bravo a dimenticare il punto precedente, nel bene e nel male. Dimenticare l'errore e dimenticare la genialata.
per ripartire a ogni stop, a ogni fallo laterale, a ogni passaggio, a ogni tiro, che da quel momento in poi inizia una nuova micro partita che va giocata con un reset totale. Questo è fondamentale e ovviamente questo si costruisce. Sono pochi quelli che nascono con la capacità di Ronaldinho di dimenticarsi l'errore quando Ronaldinho ne faceva. Comunque non lo può. Però, per dire, quell'approccio di totale entusiasmo e di totale reset rispetto a quello che è successo un secondo prima è un talento che in pochi hanno, e nella stragrande maggioranza dei casi i grandi campioni lo costruiscono. Si costruisce durante la settimana e si costruisce anche durante la partita. La partita contro il Lecce di ieri è stata una partita di costruzione di questo meccanismo. Se abbracciamo tutti quanti l'idea del progetto, non possiamo non mettere questo tipo di partite, questo tipo di sconfitte dentro il progetto e dentro il calderone, perché non si costruisce niente di buono andando a vincere 3 partite consecutive. Non costruisci niente. Il Cagliari contro Juventus, Fiorentina e Verona non ha costruito niente. Ieri ha costruito moltissimo e anche contro la Roma ha costruito moltissimo, perché ha preso 2 lezioni. Anche ieri la partita non l'ha vinta il Lecce, fondamentalmente la vita di Francesco. E adesso sarà perché secondo me il Lecce è scarsissimo, ma un allenatore che sta quest'anno facendo un ottimo lavoro su quel poco che ha, come si dice, cavare le rape dal deserto. Non so, è così, no? Com'è? Il sangue dalle rape mi pare che sia. Adesso, sto confondendo. Il sangue dalle rape. Ho passato il sangue dalle rape. Perché stavo confondendo l'acqua dal deserto col sangue. E ho fatto una crasi. Esatto. Che non è una famosa parola cagliaritana. Esatto. È una parola greca. Comunque è quello a cui noi dobbiamo guardare, cioè il domani. Sono molto contento che passeranno 5 giorni solo dalla partita di ieri per vedere di nuovo il Cagliari avere la possibilità di fronte al proprio pubblico di fare un buon risultato o comunque una buona partita, perché ricordiamoci che non è il brutto risultato di ieri che ci ha fatto rimanere male e che ha deluso Pisacane, ma è questo braccino, questo atteggiamento di remissivo che noi abbiamo visto molto raramente, fortunatamente quest'anno. Mi auguro che, ripeto, nella parabola del progetto si passi attraverso queste cose traendone grande insegnamento. E poi è chiaro, come diceva anche Nicola, che è sempre molto lucido, attenzione, ogni volta che sbaglia la partita Caprile, noi in realtà con Genoa era 3-3, abbiamo pareggiato, però effettivamente comunque se sbaglia la partita Caprile è difficile che il Cagliari vinca, ecco, è molto difficile che il Cagliari vinca, questo perché comunque ancora il nostro livello tecnico fa sì che siamo molto legati alle prestazioni dei giocatori che hanno magari quei 2 o 3 passi in più, però perciò sbaglia la partita Caprile, sbaglia la partita Mina, non puoi impiegare Gaetano perché non è al meglio, vengono disinnescati quei 2 dall'allenatore avversario e comunque il Lecce in difesa ha fatto una bellissima partita, a un certo punto veramente e per la seconda volta consecutiva Palestra è stato spento. Certo. Quindi ricordiamoci che Palestra è molto giovane, è un fenomeno, ma anche lui deve trovare il modo non è che è arrivato, cioè non è che adesso è un giocatore da Manchester City, è un giocatore da Chelsea e da Borussia e siamo a posto. No. È un ragazzo dall'enorme potenziale che, come vediamo, se ben arginato, viene annullato. Quindi sta sempre a Pisacane osservare queste partite in modo anche da non mettere i giocatori nelle condizioni di deprimersi. Questa è anche la sua responsabilità. Questo è la difficoltà di essere
un allenatore di ragazzi giovani, ovvero anche la capacità di oggi di rivedersi, o domani, ma credo che si rivedano già oggi, oggi di rivedersi e guardarsi in faccia e dire: bene ragazzi, non è successo niente, è tutto normale. Questa è la grande differenza. Quanto fa male questa sconfitta secondo te, Ale? No, beh, le sconfitte Nella possono... testa soprattutto. Le sconfitte hanno purtroppo questo rovescio della medaglia: o fanno benissimo, quindi o ti fanno capire un sacco di cose, oppure ti deprimono. Il pericolo, certo, è che qualcuno, infatti non mi stupirei se avessimo delle grandi sorprese sabato sera. Tra l'altro basta partite alle 20:45. Sì, non se ne può più. Raga, Non se ne può Poi lunedì, allora, basta. nota a margine, il Cagliari ha fatto 4 partite di lunedì sera e le ha perse tutte e 4. Certo. Così, giusto per dire che il basta. lunedì non porta benissimo, ecco, diciamo, No, non è solo non porta al benissimo, Cagliari. non è un caso neanche dal punto di vista proprio del ciclo biologico, degli allenamenti, cioè arrivare alla partita alle 20:45 è diverso che arrivarci alle 15, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Questo è vero che è valido per tutti, però, cavolo, il Cagliari sono settimane consecutive che gioca alle 20:45, mi sa, da quello che mi ricordo, non so quanto, però stiamo sempre giocando. Guarda che qualcuno ha vinto il ban. Sì, esatto. Aspetta. Esatto. Vai, Eccolo vai. qua. Grande. Salutiamo Simvalois, mitico. Quindi, Prego. insomma, diciamo che il pericolo che questa partita possa dare inizio a un momento difficile del Cagliari c'è, ovviamente, perché non possiamo aspettarci un campionato sempre con 9-10 punti in 5 partite, ovviamente non è pensabile. Perciò dobbiamo prendere quei momenti in cui abbiamo fatto punti, come, voglio usare le parole di Pisacane, pieno in cascina, e fare in modo che quando si attraversano questi momenti non si cada mai in quelle zone da cui poi diventa difficile uscire, perché chi è dietro nel frattempo si è dato la mossa. Quindi partiamo dal presupposto, c'è un posto, perché gli altri due mi sembrano sono andate. Beh, sì. 15 piuttosto punti Verona e Pisa sono sicuramente, se andiamo ad analizzare i valori assoluti, quel posto non dovrebbe essere del Cagliari. Però ci sta che alla fine del campionato siamo 14esimi, 15esimi, cioè nel senso anziché 11esimi o decimi. Ci sta ragazzi, ci sta. Però intanto abbiamo capito, piano piano stiamo capendo che questa squadra ha tutto il potenziale per costruirsi e crescere, passando anche purtroppo attraverso questi harakiri, perché ieri è stato un suicidio. Sì. È stato un suicidio, cioè è stata proprio una partita quasi, cioè non quasi, completamente regalata. Il motivo non lo sapremo mai. Io ho ipotizzato, motivo vero, che sotto ci sia fondamentalmente la classica paura di vincere, che tra l'altro vorrei, non per giustificare i ragazzi, che comunque non biasimo, ma è una paura che abbiamo un po' tutti ci autosabotiamo. L'ho fatto anch'io nella mia carriera musicale, di autosabotarmi e accorgermene magari con 10-20 anni. A posteriori. Sì. È un grande classico. La paura di salire tanto in alto per paura di farsi più male cadendo è una paura molto diffusa in tutti gli ambiti competitivi. Ma volevo dire proprio questo, la prossima è con la Lazio. Sì. Sabato, quindi sono 4 giorni, che è positivo / negativo, nel senso positivo sei pronto a rientrare in campo, negativo che hai 4 giorni per prepararti una partita
che diventa comunque ancora più importante rispetto al pre di Cagliari-Lecce. Sì. E quindi con una squadra come la Lazio che vive di alti e bassi, ma se mettiamo il famoso gioco delle figurine è sicuramente più forte del Cagliari. Mi pare che non ci siano dubbi da questo punto di vista. È un allenatore che ha sicuramente più esperienza di Pisacane. Questo Sì. è l'altro punto. Ma non deve essere un malus. Quindi ti chiedo, secondo te in questi 4 giorni si lavorerà più sulla testa o sulle gambe? No, si lavorerà decisamente più sulla testa e io sono contento che passino solo 4 giorni, perché significa mettere i ragazzi e l'allenatore nella necessità di entrare subito nella partita e di dimenticare immediatamente quello che è successo ieri. Questo è un bene. Se il Cagliari avesse avuto una settimana piena per preparare la prossima partita, ci sarebbe stato forse più tempo per far macerare in maniera non positiva i ricordi di quest'ultima debacle, perché la necessità di concentrarsi immediatamente, secondo me, è una cosa molto positiva. Quello che dobbiamo aspettarci dalla partita contro la Lazio abbiamo già capito, non lo sappiamo. Cioè nessuno, manco Matteo Zizzola ormai si espone più da quel punto di vista. Che era uno che non solo ci andava con grande sicurezza, ma spesso ci azzeccava anche. Però si è capito che questo Cagliari in questa fase è completamente imprevedibile. Ha un profilo di imprevedibilità enorme. È vero. È un bene. È vero. Sono troppo giovani, sono veramente molto, molto, molto giovani, anche sulla questione di teta. Io non biasimo chi ha scelto un centrocampo muscolare ieri. Certo, dopo, guardando tutti gli errori che sono stati fatti, è un po' più facile fare la questione, dobbiamo mettere il play, dobbiamo mettere uno che pulisce la palla. Però io sinceramente, né da Sulemana... Io l'ho pensato anche dopo 10 minuti però. Come? Io l'ho detto dopo 10 minuti, ho le prove. Perché dopo 10 minuti era abbastanza palese. Perché dopo 10 minuti effettivamente era abbastanza palese. Io avevo dubbi prima e poi dopo 10 minuti quei dubbi sono stati, non so, quello che esattamente come temevo. Quello che escludiamo è che seppur appunto la chiarezza dopo 10 minuti di quanto stava accadendo, non credo che fosse il caso di bruciarsi un cambio dopo un quarto d'ora, 20 minuti, per mettere... Sarebbe stato anche un brutto segnale, no? È proprio un brutto segnale se l'allenatore fa un cambio tecnico dopo poco. La partita è stata pensata tutto sommato bene, evidentemente non abbastanza, è interpretata male. Io sinceramente penso che Adopo, ma anche Sulemana, siano in grado di base, per loro caratteristiche tecniche, di pulire i palloni. Probabilmente con questo tipo di formazione, quindi con i due mediani, tu non sai chi deve fare questo. Nel senso, non dai in maniera specifica la responsabilità di chi deve prendere la palla recuperata a centrocampo per poi pulirla. A quel punto forse stai togliendo dei punti di riferimento. È stato tentato poi, c'è stato fatto il tentativo con Mazzitelli, ma non è andata bene. Cioè, nel senso, seppur non in quella situazione, Mazzitelli doveva essere quello che in quella posizione di campo poi andava a pulire, seppur decentrato, i palloni, portando tutto il gioco sulla sinistra con Idrissi che ha fatto il possibile ed escludendo totalmente Palestra. Ora, mi chiedo se questo tentativo è stato fatto per aumentare la densità sul lato sinistro e liberare spazio per i lanci che abbiamo visto in 2 o 3 occasioni sbagliatissimi, per liberare Palestra e farlo andare con più e fargli avere più spazio, oppure se semplicemente il Lecce è stato in grado di arginare in quella zona di campo, ritenendo che fosse la meno pericolosa, il Cagliari di Pisacane. Non l'ho capito bene, perché poi non era facile
leggere, non per me, insomma, non per uno che ha le mie capacità di lettura delle partite, capire se è stato più un errore di valutazione del Cagliari o più la bravura di Francesco di arginare quella zona di campo che poteva di base essere la più pericolosa, portando essenzialmente il gioco da quella parte. Non lo so. Però, secondo me è un mix. Mix delle due cose. È stato un mix delle due cose, nel senso che Di Francesco sicuramente ha tolto spazio, ha tolto aria al centrocampo del Cagliari, perché c'era sempre una pressione costante dei due mediani e dei due trequartisti che arretravano spesso, e quindi poi a dopo se deve pensare, cioè allora, magari se ha 3 secondi di tempo per stoppare, alzare la testa e dare il pallone, magari riesce pure a impostare, ma se ha 1 secondo e mezzo, non è il suo, né lui, esatto, né lui né Suleiman hanno queste caratteristiche. Quindi ieri con un centrocampo così bastava togliere respiro alla manovra, come ha fatto il Lecce, e lì è rifregato. Per quello che dico che serviva un giocatore che pulisse il pallone, uno abituato ad avere il pallone. È chiaro che con Gaetano ieri in campo verosimilmente avremmo assistito a un'altra partita. Credo che su questo sia abbastanza pacifico, ecco. Per cui insomma, vediamo un po'. Ed è vero che ieri si è presa comunque l'occasione, ma credo che sia perché il Pisacane sapeva che questa partita era importante da vincere, nel senso che perdere con il Lecce in casa dopo i punti che hai fatto nelle ultime 5 giornate, ovviamente sapevi che avresti scontentato molto il pubblico e quindi non se ne è sentita di fare esperimenti, che comunque queste sono le partite in cui farli, appunto mettere qualche giovane in più. Io sinceramente sono stato anche stupito, poi la difesa non è neanche così male, però sono stato stupito di non vedere Rodriguez in campo. Forse era una partita in cui mettere una difesa a 4, non so, si poteva, secondo me c'era il tanto per togliere i punti di riferimento a Lecce, cioè cambiare seriamente rispetto a quanto visto nelle ultime 5 partite, in cui tutto sommato tutto è stato quasi tutto confermato. Ovviamente come approccio intendo, soprattutto perché comunque l'organico e la rosa con gli infortuni necessariamente modificata, però tutto sommato si è sempre avuto lo stesso approccio con la partita. Forse c'era il tanto contro il Lecce per fare un cambiamento che avrebbe appunto sorpreso un pochino l'allenatore avversario e tolto un po' di punti di riferimento. Almeno gli devi dare il tempo di rimettersi in ordine se vuoi fare la partita, perché questa era una partita da fare. Ma poi tra l'altro un'altra cosa che è passata, visto anche comunque gli infortuni che il Cagliari, nel momento in cui poi blocchi palestra, il Cagliari non riesce più a fare gioco, non riesce più a essere pericoloso. E questa è una cosa che hanno imparato tutti, perché è successo con la Roma, è successo contro il Lecce, sono 2 sconfitte. Non può essere questa la causa, nel senso che mi pare anche scontato che non ci vuole tanto a capire che blocchi palestra, devi trovare altre forme per essere offensivo. Il problema è che nelle ultime 2 non hai trovato un piano B e probabilmente servirà anche un piano C e anche un piano D. Il piano B probabilmente è passare dall'altra fascia, infatti Grissi comunque fa il palestra dell'altra fascia fondamentalmente, perché di quello si tratta, e anche diciamo è anche vero, l'avevamo detto tra l'altro dopo la partita con la Roma, speriamo che che Gasperini non abbia dato il vademecum agli allenatori successivi su come si disinnesca il Cagliari di Pisacane, e avevamo detto anche quella volta, anche dopo la Roma, che
che Pisacane avrebbe dovuto trovare delle alternative. Secondo me l'alternativa è solo col play, nel senso, in questo momento l'unica alternativa in modo per distrarre gli avversari dal fatto che esiste Palestra è, sto dicendo un paradosso, ma escludere Palestra da parte del gioco a tratti, in certi tratti della partita, utilizzandolo più in fase di contenimento, per poi avere quella cosa che il Cagliari in molte partite ha avuto e che mi è piaciuta sempre tanto, cioè il cambio di ritmo, cioè l'effetto sorpresa per cui a un certo punto tu ti trovi Palestra nella linea corta dell'area di rigore e non sai come ci è arrivato. Quello dovrebbe succedere, cioè quell'effetto, cioè utilizzare la grande velocità, la grande gamma di Palestra per fargli fare il campo in pochi secondi e farti avere l'uomo in più sulla linea di fondo dopo averlo visto 3 secondi prima nella sua area di rigore, cioè quello dovrebbe succedere. Quindi non un utilizzo sistematico di Palestra in spinta, ma un utilizzo probabilmente delle fasce in entrambi i casi, da una parte Idrissi e dall'altra Palestra, con un effetto sorpresa, con un effetto inatteso, o comunque aspettando che ci siano i presupposti da parte della squadra avversaria per creare quella superiorità numerica. Quindi insomma è meno macchinoso e meno prevedibile, ma comunque sfruttando le caratteristiche importanti che hanno questi giocatori, perché Palestra è un grande fenomeno e siamo d'accordo, non vedo Idrissi così tanto indietro rispetto a lui dal punto di vista sia tecnico di base che del potenziale e anche del carattere. Il problema è che ieri entrambi, un po' come Esposito che dicevamo prima, no? 32 palle perse, anche loro, Idrissi 20 palle perse, Che fobia. E Palestra 15, 18, adesso non ricordo. Sì, ma ieri non ha girato niente. Scusate un attimo, vi blocco un secondo perché mi ero dimenticato. Ringrazio ovviamente Domenico per la donazione. Grazie Domenico. E grazie a Magico Cagliari per la donazione. La bellezza di Ale, la bellezza di Ale che porta è chiaro, quando non ci sei tu non dona nessuno, quando ci sei invece pare che sia evidente. Esatto, assolutamente. No, quindi ieri secondo me è veramente una partita toppata in tutto, dalla preparazione mentale, la preparazione tattica e poi anche tecnica, perché appunto i tanti errori dimostrano questo. Ieri nella presentazione della partita, vedendo appunto la formazione, io ho detto oggi Esposito dovrà essere necessariamente il play che anzi l'ho detto anche avanti in realtà, alla vigilia l'ho detto, perché ipotizzavo che avrebbero giocato sulle mani dopo. Al centro ho detto chiaramente Esposito sarà il giocatore che dovrà fare il vero play e da solo di questa partita. Ieri evidentemente si è capito che un po' per fragilità a reggere anche la pressione e tutto, quel pallone, ripeto, sbagliato in uscita, una palla orizzontale data a 2 all'ora, recuperata da Ramadani, che poi ha messo Sottil in grado di tirare da centro area e per fortuna la palla è uscita. Quello è un errore grave, così come un errore la punizione battuta senza senso a Roma, vi ricorderete, nel primo tempo, uno dei momenti, dei rari momenti della Roma, in cui probabilmente potevi fare male alla Roma, vuol dire che lì non sei collegato al 100% con la testa, con quello che poi deve essere anche la partita, la tipologia di partita che devi fare. E poi guardiamo però un bicchiere. Faccio una cosa che faccio raramente, perché io, se mi dici vedi il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto, ti risponderò sempre che lo vedo proprio rotto il bicchiere. Quindi io ho un pessimismo, diciamo, ho una natura pessimista, anzi, in realtà mi sento un po' gramsciano da quel punto di vista, cioè sono pessimista nella mente e ottimista nel cuore. Ecco. Detto questo, provo a mettere in campo tutto il mio bicchiere mezzo pieno e dire questa cosa qui.
abbiamo visto 25 partite ed è la prima volta che il Cagliari non chiude la porta da nessuna parte. Questo è un aspetto positivo. Cioè, abbiamo dovuto aspettare 25 partite per vedere davvero una prestazione che non convincesse da nessun punto di vista, perché se noi andiamo a vedere c'era sempre un aspetto positivo anche nelle peggiori sconfitte, anche nel 3-0 contro il Genoa c'è stata quell'ora di gioco molto positiva, tutto sommato positiva, cosa che Pisacane ammise e disse giustamente. Questa volta è stata l'unica volta in cui Pisacane è uscito senza dire almeno una cosa buona l'abbiamo fatta. È vero. Ma abbiamo dovuto aspettare Sì. 25 partite, ragazzi. Negli anni passati, alla terza giornata, avevamo già detto che il Cagliari era disperato e che saremmo scesi in Serie B. 25 partite che è la stessa esperienza in Serie A di Pisacane, giusto per ricordarlo per l'ennesima volta. Quindi per la prima volta, ripeto, non a caso, dopo un bel filotto di vittorie, dopo una sconfitta contro la Roma che tutto sommato ci stava, arriva nella partita in cui tu puoi dire, sai cos'è? Che oggi faccio 3 punti e vado 10º. Perché saremmo stati lì insieme a Sassuolo e Udinese a 1 punto dalla Lazio nona. Sì. Quindi attenzione. Lo scontro diretto a portata di mano. Sabato. Per essere precisi, a 2 punti dall'essere appena dietro il Como. A 2 punti dall'essere appena dietro il Como. La classifica davanti saremmo stati a 32 punti, a 34 saresti solo all'8º posto. Quindi insomma abbiamo avuto paura di dispiegare le ali per paura di farci male, ma ci sta dal nido in qualche modo, prima di prendere il volo, 2 sbruncate le devi prendere. C'è poco da fare. Il Cagliari è nel nido. In questo momento al 13º posto il Cagliari è in un nido. Se noi ci pensiamo, guardiamo, non pensiamo alla partita di Lecce, guardiamo solo la classifica, avremmo messo la firma in qualsiasi momento della prestagionale per vedere il Cagliari 13º da solo a 28 punti dopo 25 partite. Ci avremmo messo la firma. Dobbiamo sempre ricordarci qual era il sentiment, qual era il mood con cui noi abbiamo iniziato, e anche il grande punto interrogativo con cui tutta questa, noi, la società, i tifosi, l'allenatore, la squadra, iniziamo questa stagione. Quindi andiamo a fare partita per partita. È successo, c'è stato un brutto scivolone. È chiaro che dobbiamo essere consapevoli del fatto che non abbiamo perso contro la Roma. Abbiamo perso contro il Lecce in casa, contro un Lecce pessimo in casa, che comunque, ricordiamoci, ha 24 punti, grazie, secondo me, a un allenatore ritrovato. E devo essere sincero, io sono anche contento per Di Francesco. E non lo dico perché sono io mezzo no, però... perché sono leccese. Io mi astengo. Forse per quello, no? Io non ho un bel... Non lo dico per questo, perché io, per esempio, la mia idiosincrasia per Conte la dice lunga, no? Essendo un mio concittadino, mio quasi concittadino. Io, no, a me, devo essere sincero, per me Di Francesco è un po' una vittima di se stesso, nel senso è entrato in un tunnel molto brutto dopo le sue belle esperienze con la Roma, eccetera, eccetera, ma non riesce a essere un allenatore che mi sta completamente antipatico. Non riesce ad essere un allenatore che mi sta completamente antipatico, e io credo che come allenatore abbia capacità superiori rispetto a quanto ha avuto, diciamo, alle possibilità che ha avuto nelle stagioni soprattutto dal Cagliari. E non è l'unico, tra l'altro. Un altro, per esempio, è Giampiero Ventura, che
che secondo me, dopo quello che è successo, insomma, alla nazionale italiana nel post Ventura, tutto sommato potremmo anche vedere un revisionismo venturiano, eccetera eccetera. Stiamo parlando di altro, però ricordiamoci che il Cagliari in questo momento, per me noi la partita la facciamo, cioè per noi il campionato di questo Cagliari per me è sulla Cremonese cioè nel senso il nostro punto di riferimento, no, non scherzo, nel senso non è una roba ma il nostro punto di, c'è sempre un antagonista con cui prendere le misure. Secondo me il Cagliari, per valutare il suo campionato, le misure quest'anno la deve prendere con la Cremonese, non per una questione di rivalsa contro Nicola, ma per diversi motivi, compreso per esempio l'arrivo di Luperto. È la squadra che più dà le misure del campionato al Cagliari, per valore dell'allenatore, per valore della società, è lì che misuri il progetto del Cagliari, e su squadre come la Cremonese, ancora forse anche un po' sul Genoa o sul Torino, ma sono squadre che stanno sbagliando il campionato quelle. Mentre la Cremonese gioca proprio il nostro campionato, più del Lecce, più delle altre squadre che sono lì dietro ormai, che stanno già programmando la Serie B dell'anno prossimo, più anche del Parma, che comunque vive una situazione tutta sua con un allenatore giovanissimo. Insomma, secondo me proprio la nostra misura è sulla Cremonese, e noi abbiamo 4 punti in più della Cremonese. Cioè, quindi per me ancora siamo termini. Se devo fare una valutazione, diciamo, se devo tirare le somme dopo ogni giornata, per me ancora le somme sono assolutamente positive. Sì, ma quello assolutamente. Certo. È ancora lunga perché da oggi 13. mancano 13 partite. Sì. È qualcosa di veramente un altro campionato, fondamentalmente, un altro terzo di campionato, perché 13 partite su 38 è un terzo di campionato. Incontriamo una squadra che è molto altalenante, perché se andiamo a vedere tra l'altro le ultime 5 partite, 2 sconfitte, 2 pareggi, 1 vittoria, la Lazio, quindi una squadra che sta facendo un campionato anonimo che non aiuta, perché in questo momento la Lazio fondamentalmente non ha obiettivi, è una squadra senza obiettivi, quindi questo dovrebbe aiutare noi a ritrovare la motivazione dopo la sconfitta con il Lecce per fare la grande partita che fa leva proprio sulla incapacità della Lazio di trovare continuità. Sì, tra l'altro poi la Lazio con l'Atalanta ha fatto una partitaccia, quindi questo sicuramente poi incide, e non è in un momento dorato. Il problema è che, come diceva, però per dire, diceva in ieri casa Zizzo, della questo Juve Cagliari ha resuscita fatto- i morti, quindi Sì, Però stare attenti a questa morti, propensione atavica del storicamente, Cagliari. esatto. ma per me in questo momento È ciclica più anche. influente, o dobbiamo pensare che è più influente il fatto che questa Lazio non ha nulla a che fare con Sarri, in realtà. Cioè, due sono le cose: o Sarri, o il gioco di Sarri è stato già completamente sorpassato da un nuovo modo di intendere il calcio che finalmente forse ha permeato anche il campionato italiano, oppure semplicemente il gioco di Sarri ha storicamente necessità di un determinato tipo di interpreti che il mercato né in estate e né a gennaio fondamentalmente gli ha potuto dare. Forse ha fatto qualche passo in avanti a gennaio, ma resta una squadra esattamente da dov'è, cioè da nono posto, 10° posto. Cioè, 33 segna punti. poco, quindi. Sì, segna poco, segna meno del È una Cagliari. squadra che segna poco. Segna molto poco. E subisce anche poco, perché comunque però vede tanti clean sheet, 11 ne ha fatto. 27 gol subiti. Storicamente 25. le squadre di Sarri sono squadre che hanno attacchi molto prolifici.
Questo secondo 26 gol fatti, 25 subiti, questo è il dato Esatto. della Lazio, che è abbastanza strano effettivamente sì. rispetto a Sarri. Poco sarriano. Sì. E quindi, approfittando del fatto che la Lazio sta facendo tutto sommato una stagione di transizione in attesa probabilmente di ricostruirsi, direi che è una partita di cui si può approfittare comunque per fare punti. Io sarei contento anche di un pareggio, cioè sarei contento di interrompere queste 2 sconfitte consecutive anche solo con un pareggio e farsi andare a ridosso dei 30 punti che comunque male non fa, ovviamente guardandosi anche intorno. Abbiamo avuto la possibilità di fare un campionato guardando quei 2 o 3 punti sopra di noi, ce la siamo bruciati ieri, adesso ci guardiamo anche non proprio indietro, ma almeno a fianco, ecco, se non indietro, perché secondo me non c'è ancora il tanto, perché abbiamo, ragazzi, siamo a 8 punti dal terzultimo posto, guardarci indietro sarebbe veramente forse la cosa peggiore, non vedo perché provocare le nostre vertigini. A quel punto guardiamoci intorno, cerchiamo di vedere un po' cosa fa il Parma, cosa fanno l'Udinese e il Sassuolo, e cerchiamo di magari fare un colpaccio. Detto che poi appunto ti capita la vittoria con la Lazio e sei di nuovo là in alto. Poi arrivano Parma e Pisa. Di nuovo, insomma. Poi arrivano Parma e Pisa. Se fai un punto con la Lazio o addirittura ne fai 3, rischi di farne altri 3 o 4 nelle 2 giornate successive. Ragazzi, a quel punto hai 36 punti, 35 punti, basta. Diciamo la questione è archiviata, la sensazione di salvezza diventa una certezza, cioè l'obiettivo diventa raggiunto e lì cambia tutto, allora metti di testa, allora metti cioè cambia tutto, quindi magari tiri su come si chiama il ragazzo che sta facendo molto bene adesso con la Mendy, lo tiri su, fai fare, perché comunque quello dobbiamo fare, ragazzi, dare valore a questi ragazzi, avere più soldi per costruire una società sempre più forte. Questo c'è poco da fare, noi mettiamoci l'anima in pace, in questo momento il mercato lo ha detto chiaro, mettere il Cagliari nelle condizioni di poter fare investimenti importanti in futuro è la priorità assoluta, è la priorità, perché gli americani, la questione stadio, i giovani che devono essere valorizzati, Pisacane promosso, c'è tutto, tutti i tasselli sono stati messi per fare quel lavoro. Basta. Quindi c'è poco da fare. E prima raggiungiamo l'obiettivo salvezza in termini appunto di obiettivo e non di sensazione, e prima questo Cagliari potrà costruirsi un percorso come altre realtà che abbiamo visto farlo molto bene, penso a Bologna, penso a Atalanta. Escludo il Como perché lì c'è una capacità di spendita che noi non avremo mai. Non c'era nessuno tranne loro, quindi non c'era nessuno tranne loro. Quindi escludiamo il Como da questo perché il Como è il classico progetto bello di Grazia e Graziella è c'è. Perché non dico che non è vero che con i soldi siamo bravi tutti, non voglio dire che il Como è lì perché solo per quello, ma cavolo se aiuta. Diciamo che aiuta avere una certa capacità di anche per progettare prendi migliori, poi certo che aiuta. chiamare quelli bravi per progettare, è ovvio che poi progetti bene, cioè, è chiaro, no? Siamo Esatto. Grazie. Che arrivassero altri soldi.
No, Quindi guarda. stiamo sfruttando, te l'ho detto, la tua bellezza superiore, però evidentemente non dovevamo dirlo perché avendolo detto poi abbiamo inibito tutti a donare. Ale, grazie davvero per essere stato con noi come ogni martedì, ci Grazie ritroviamo davvero. tra 7 giorni È esatti. sempre un grande piacere. Un abbraccio forte. Grazie mille. Ciao. Un Ciao piacere. Ale, a te. Ciao ciao. Tac. Olè. Fatica. Bene, ragazzi, Ragazzi, stiamo posso per dire, chiudere la- posso dire una cosa? Attenzione. Perché- Aspetta. Dov'è? Prenditi tutto lo spazio che meriti. Anzi, guarda, proprio mi tolgo. Ah no, ho tolto a te. Scherzone. Scherzo. Beh, oggi è martedì grasso, dai, carnevale. vero, oggi è martedì ogni grasso, scherzo esatto. vale, dai. Quindi, No, cosa ci devi seriamente. dire? No, nel senso che oggi è la puntata 99, domani ci sarà la puntata 100. La mia speranza seria è domani di leggere commenti migliori. Ve lo dico proprio dal cuore. Cioè c'è un limite a tutto. Non è tutto nero. Io non sono contento della partita del Cagliari ieri, ma da qui se io oggi avessi messo i commenti, uno che non ha visto il campionato dice: ma il Cagliari è già retrocesso da tanto? Ci deve essere sempre un equilibrio. Non fate noi non siamo fenomeni, non fatelo nemmeno voi. Guardate le partite, Parla per accettate te. anche il commento diverso. Nessuno qui vuol fare il fenomeno, però accettate tutto. Perché qui c'è un lavoro dietro fatto. Non era facile venire in diretta stamattina. Ah, Giustamente, dopo ieri sera, è il dopo nostro ieri- lavoro e ci tu non mancherebbe. c'eri, non sei Però rimasto non fino alla fine ieri non osi sera. immaginare ieri com'era. Però dopo una È il notte, nostro lavoro. cioè, andiamo Se andassimo noi in avanti, campo, tranquilli, poi. sereni, non c'è problema. Però non è complimenti per l'ottimismo, bisogna anche vedere com'è l'andamento. Nessuno è contento della partita di ieri, nessuno magari si aspettava di perdere 2-0. Però da qui a dire che il Cagliari ha 28 punti ed è solo e esclusivamente culo, no. Ma questa è Attenzione. la cosa più facile, il commento migliore che ho letto. C'è sempre un equilibrio, ci deve essere sempre un equilibrio. Possiamo parlare, io vi posso anche mettere nei commenti, però mettete dei commenti decenti. Dei commenti decenti, perché adesso il Cagliari è già retrocesso, la Fiorentina sicuramente si salverà e il Lecce andrà in Conference League. Oppure l'aspettativa era che il Cagliari arrivasse in Conference League. E dai, su, cerchiamo di essere onesti. Cerchiamo di essere onesti. Ci sta essere arrabbiati per la partita del Cagliari ieri, come tifosi ci sta, però ci deve essere sempre un equilibrio. Quindi, al di là di tutto, domani sarà una puntata speciale di 2 ore con ospiti importanti. Quindi mi raccomando, cerchiamo di utilizzare questa finestra per essere tutti insieme, capire, anche parlare di quali possono essere le problematiche, com'è l'andamento del Cagliari, ma evitiamo, vi prego, evitiamo di fare determinate affermazioni, soprattutto per gli ospiti che portiamo. Cioè è proprio, ve lo chiedo per cortesia, perché non siete mai stati così, mai. Oggi però c'è un limite a tutto, sono le 11:30 del mattino. Dai. Fine. Ho parlato anche Mi troppo. sei piaciuto, No, dai, dai. mi sei piaciuto. Ripeto, non c'eri ieri sera. E non c'eri Meno ieri male, sera. meno male. Non c'eri ieri Meno male. sera con i commenti e tutto, quindi insomma. Vabbè, ma ci sta, ma io finché non ci insultate, io prima ho bannato uno perché ha fatto veramente il dai, fenomeno insultando, anche quello. e allora ciao, arrivederci, cioè su questo c'è poco da fare. Le altre provocazioni e tutto, finché non sono insulti, finché non creano appunto litigi e una situazione negativa, si possono anche tenere, perché sapete bene come la pensiamo, ve l'ho detto 1000 volte, quindi basta che poi non si vada oltre facendo anche body shaming inutile, sinceramente, nascondendosi sempre dietro un nickname veramente. Io invidio anche il vostro coraggio nel lanciarvi in questo tipo di invettive, cioè il giorno che ci divertiamo poi magari a fare
a fare anche un controllo di chi siete veramente, Bravo poi magari Jeff, bravo, proprio quello. Bravo. fate meno i fenomeni. Esatto, è una deriva quella appunto, contro calcio, CV e via dicendo, questo dibattito da Twitch, sinceramente che a me fa pena, fa proprio schifo, anzi non fa pena, ed è quello che dicevo prima, sinceramente non ci sto a questa polarizzazione che si sta venendo a creare in quest'ultimo periodo. Voi siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe, avete libertà qua, ripeto, finché state dentro un perimetro di educazione non ci sono problemi, anzi, ripeto, è un valore anche il fatto che la si pensi in maniera diversa. Io posso avere un pensiero diverso rispetto al vostro, ci sta. In questo momento, sinceramente, io continuo a dire quello che ho detto all'inizio della puntata. Sì, Andre, uno mi ha insultato, è stato bannato infatti per questo. Non l'avete visto perché è stato un commento talmente breve, cioè, è durato tipo 5 secondi neanche, Esatto. perché appena c'è stato è arrivato diretto. Si è accesa la lucetta. Il calcio nel sedere, perpetuo peraltro, ricordiamolo, perché qua non c'è possibilità di redenzione. Dicevo, quindi sinceramente è un modo che a me non piace, vedremo anche su questo. Poi ci sarà modo tra qui e il finale di stagione, l'inizio della stagione prossima, anche di rivedere certe dinamiche, ma è ancora presto sicuramente per vedere, cioè anche per parlare di queste cose. Sul ottimismo, pessimismo, ognuno vede il mondo come vuole, quindi ripeto, su questo c'è massima libertà. L'importante è, come sempre, difendere le proprie idee in maniera sana, ecco, non urlando, non insultando, non denigrando anche gli altri commentatori. Quindi, siccome queste cose purtroppo le leggiamo anche ieri, poi è venuto, cioè, si creano questi litigi interchat, cioè all'interno della stessa chat, che è qualcosa che non porta sinceramente veramente a niente di positivo, e per noi poi diventa difficile, ve lo dico, per noi diventa difficile anche andare avanti con quella che è anche la scaletta, i temi e tutto, perché ovviamente, siccome noi abbiamo sempre fatto dell'interazione, del valore dei commenti, insomma, un elemento importante delle nostre dirette, non è che vi ignoriamo, perché sarebbe anche molto facile. C'è un'impostazione qui nella nostra regia in cui non guardare i commenti. Io vado liscio, sereno. Voi non avete la possibilità di mettervi da soli, quindi in onda. Io vi potrei anche ignorare, noi vi potremmo ignorare senza nessun tipo di problema, però insomma, non credo che sia questo poi Non è quello che vogliamo, soprattutto. A me piace esatto. avere interazione, assolutamente, Esatto, però quindi, con i giusti toni, ci mancherebbe. Nessuno deve avere la stessa idea, però, ripeto, le offese soprattutto agli ospiti, questa è una cosa che non esiste. Dobbiamo sempre rispettare chi viene a dire la sua idea. Non è così scontato, ragazzi, cioè ve lo dico chiaramente, non è così scontato che vengano qua ogni volta a dire la propria. Comunque noi dobbiamo ringraziare che vengono, ci dicono la propria idea, ci danno un contenuto, e quindi il rispetto dell'ospite è la base. Ci sta quando dobbiamo ridere, quando dobbiamo scherzare sull'età, sulla tinca, su quello che volete, e ridiamo, non c'è problema, ma il rispetto dell'opinione altrui, soprattutto se ospite, è la base, perché non è bello, perché a me è capitato di essere ospite e di leggere certe cose, e dall'altra parte non avevo trovato chi comunque difendeva l'ospite. L'ospite è la base, rispettare sempre chi viene a trovarci. Questo è un contenitore, un format che domani faremo la 100ª puntata.
Quindi domani godiamocela tutti insieme. Poi è ovvio che il Cagliari è la prima cosa in questo contesto, ma non c'è solo il Cagliari. Ci sono tanti altri sport, perché altrimenti ragioniamo sul... Il Cagliari lo trattiamo ogni tanto perché se questa è la situazione è ingiocabile, non è bello per chi viene a leggere determinati commenti. Nessuno è fenomeno. Stiamo lavorando, stiamo cercando di dare un contenuto, di farci compagnia, di fare una chiacchiera, di capire quali possono essere i motivi, gli errori, dove si può lavorare, com'è la condizione, come gioca. Tutte situazioni che ogni giorno vengono comunque studiate, si fa un palinsesto, si chiamano gli ospiti e via. Però, ripeto, la base, siete sempre stati ottimi. Oggi no, oggi bocciati. E siccome domani è una puntata importante, prevenire è meglio che curare. Quindi, sto esagerando? Ok, preferisco esagerare, ma almeno ve lo sto dicendo. Io sono convinto Poi fa che ridere, la chat è ottima, però fa come ridere. oggi no. Domani 2 ore, siamo a 1 ora e 38. Esatto. Domani poi la speciale. Cioè, quindi facciamo anche un po' ridere noi stessi di questa cosa delle 2 ore, che vogliamo essere formali, ma in realtà poi alla fine non lo siamo. Non lo siamo Ma sì, mai. ma sì. No, volevo dire un'altra cosa. No, non c'è Falcone Mazzarri, caro Nil. L'ultimo commento di Luca che dice meno autografi, meno presenzialismo. Questo è un discorso che si è sempre fatto ogni anno, cioè, quindi è un discorso che va poi anche nell'ottica di rapporti extracampo, quindi dal punto di vista degli sponsor, quindi obblighi commerciali. Il passaggio in parrocchia, come dici tu, fa parte anche lì di un discorso di Ma lì era anche un appunto discorso di legato ai giovani, allo sport, sì, come cioè è aiutare, qualcosa cioè, è qualcosa che va oltre. È chiaro è che sociale quello. ovviamente, quindi poi è chiaro che non è quello il problema, ecco, diciamo così, non è Esatto, quello cioè. che toglie concentrazione, non è quello, fa parte di questo mondo. Quando vinci, vedi le interviste sui giornali, vedi gli spazi in TV e quant'altro, le ospitate, e funziona così, ma dappertutto, non solo a Cagliari, cioè funziona così fino alla prima categoria, quindi cioè, questo è difficile magari vedere interviste quando si perde, perché oramai si è entrati in un loop in cui sembra solo che si debba parlare quando le cose vanno bene, ed è l'altro grave errore secondo me di questi tempi, cioè come se come se si stesse solo il lato bello della vita, come se si dovesse sempre solamente vincere, come se ci si dovesse sempre solamente mettere in evidenza, perché nel momento in cui si è belli, la vita invece sappiamo La vita bene non è il mulino bianco, che è altro, quindi, ecco, e quindi questo poi fa anzi. parte un po' del discorso generale, ecco. Per cui, ripeto, fate da bravi, che insomma che questo è il non deve diventare un vomitatoio, ecco, fondamentalmente le nostre dirette. Ieri è stata una partitaccia, l'abbiamo detto dal primo momento, cioè io come sottratto in diretta ieri nel post partita, chi c'era, potrà testimoniare il fatto che insomma sia stata analizzata in maniera critica tutta la prestazione. Qua non c'è un pensiero prevenuto, né pro né contro nessuno, capito? Non siamo amici di nessuno, non siamo nemici di nessuno. Qua si analizza in maniera più seria possibile, più onesta possibile, quello che è, secondo noi, quello che è successo e quello che succede in campo, quello che succede ogni settimana. Quando c'è da criticare si critica, quando c'è da fare i complimenti si fanno i complimenti, senza avere posizioni preconcette, perché siamo amici di, siamo nemici di, godiamo quando uno va bene, rosichiamo quando uno va male, o il contrario, godiamo quando uno va male e rosichiamo quando va bene. No. Non è cioè questo non è quello che facciamo noi. Poi magari se lo fanno altri e vi piace che lo facciano altri, liberissimi di seguire altri. Per noi non è un problema, ci sono tante possibilità,
sono tante possibilità oramai sul web, e non soltanto sul web, quindi tanti pareri diversi, tante bocche diverse, tante teste diverse. Noi censuriamo soltanto chi insulta, chi viene qua a insultare, a fare il togo. No, quello no. Quello non lo permettiamo più. Prima permettevamo anche quello. Ora ci siamo rotti. E siccome siete a casa nostra, decidiamo noi, ovviamente. Almeno questo permettetecelo. Cioè, visto che, insomma, siamo noi a gestire il tutto, permetteteci questo. Poi per il resto, ripeto, va benissimo, anzi io sono contento del fatto che ci siano pensieri diversi, ragionamenti diversi, spunti diversi. Esatto. Perché io prima ho fatto la battuta, no? La verità, ho detto la mia verità, non la verità assoluta. Cioè il mio pensiero, quello che secondo me è il pensiero. Cioè, ripeto, io ieri continuo a dire, secondo me l'errore è stato non giocare con un play, l'ho detto nel pre-partita e poi l'ho ridetto poi dopo, perché numeri alla mano effettivamente è stato così. Ma magari se il Cagliari avesse vinto 3-0 con quella formazione, cioè se Pavoletti ieri avesse fatto doppietta, tutti quelli che hanno criticato Pavoletti nel pre, nel post stamattina, probabilmente oggi sarebbero stati zitti, nascosti in un angolo a meditare sugli errori. Come capita, perché nessuno di noi ha la verità in tasca, la verità assoluta in tasca. Tutti, oggi tutti no, moltissimi sono convinti che sabato il Cagliari prenda un'imbarcata. Magari andrà così, avrete avuto ragione voi, ci mancherebbe. La sindrome delle ma io l'avevo detto, ma io lo sapevo, ma io... Esatto. Questo però, secondo me, non aiuta il dialogo, non aiuta il ragionamento. Ma non aiuta il contenuto, lo spunto per capire, ok, perché questo? Ok, parliamone. Questo è lo scopo. Non Esatto. gettare, vomitare, vomitatoio. Non è un vomitatoio. Non lo è mai stato. Perché deve iniziare a esserlo? Se no avremmo invitato Kilixoid. No, vabbè, questa è una battutaccia brutta. La battutaccia brutta. Salutiamo Semi, ci mancherebbe. Era una battuta facile così, giusto per fare una risata. Oggi ripeto, oggi è martedì grasso, ce lo possiamo fare. Ci sta tutto. Quindi, ogni scherzo vale. Va bene ragazzi, ci vediamo domani, ore 10. Ore 10. Puntata 100, ricordiamolo. Quindi Luca si metterà anche lo smoking col papillon. Ma non vedo l'ora. Riga da una parte, ciuffo bianco alla mafioso anni 20 di New York. Queste cose così. Maffetto. Garofano qua Esatto. garofano nel gessato. E appunto, come dicevi, dovevamo prendere imbarcata anche contro Roma e Juve in casa, e così non è accaduto. Quindi insomma, i commenti verranno fatti poi ovviamente dopo, da quel punto di vista. Esatto, a posteriori vedremo se ci sono, se le cose sono andate bene oppure no, come si è sempre fatto. Quindi domani ore 10, puntata numero 100, mi raccomando, accorrete numerosi, fateci fare anche bella figura anche dal punto di vista numerico, perché insomma siamo impegnati per avere ospiti di livello, quindi, che non vi possiamo svelare, perché ogni volta che ve li sveliamo poi bruciano, cioè succede qualcosa che poi alla fine già l'altra volta visto. Vabbè. Quindi non lo diciamo, niente. Non vi diciamo totale. Chi viene, sappiate solo che è la numero 100 e esatto. Che dura 2 ore teoricamente, poi gli ospiti li scoprirete domani mattina. Come facendo. Va bene, ciao, ragazzi. Buona giornata ragazzi, ciao a tutti, sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno
la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.